Secondo giorno. Santa Maria, Regina del cielo e della terra, ascolta il grido della terra. Il creato, mai come oggi, è affidato alla cura di tutti. Solo insieme possiamo custodirlo e, generosamente, assicurarlo per le future generazioni. È il tempo di progetti comuni e di percorsi condivisi, aperti alla natura e consapevoli che il Dio della storia opera con noi. È il tempo dell'ecologia umana integrale. Attualizzazione. C'era una volta un piccolo fiore nella savana che ogni giorno aspettava qualche goccia di pioggia. Sapeva quanto fosse importante la pioggia per la sua sopravvivenza. Ma quando cominciava a sentirne il profumo, gli avvoltoi coprivano tutto con le loro grandi ali. Solo un colibrì si accorse della sua disperazione e cercò aiuto dagli altri animali. Il grande bufalo rispose: «È la legge della vita». Il leone sbadigliò e si girò dall'altra parte. Le gazzelle gridarono: «Ci dispiace, ma abbiamo fretta». Il colibrì era avvilito. Cosa poteva fare lui, il più piccolo tra gli uccelli? Si avvicinò a un grande formicaio e raccontò alle formiche la tristezza del fiore. Senza dire niente, i piccoli animali formarono una lunga catena. Cercarono fili d'erba e piccole foglie, bagnarono tutto con la rugiada e una dopo l'altra portarono le goccioline d'acqua alle radici del piccolo fiore. Il giorno dopo, il fiore riprese forza e colore, risplendendo nel suo angolo di savana. Commento del Rettor Maggiore. È sotto gli occhi di tutti l'accelerazione del cambiamento climatico dovuto all'inquinamento delle attività umane e lo sappiamo degli stili di vita non sostenibili. E non ci può non preoccupare, insieme ai nostri giovani, il nostro impegno per una ecologia umana integrale nasce dalla convinzione umana e cristiana secondo la quale tutto è collegato. La qualità dei rapporti con la natura è strettamente intrecciata alla qualità delle nostre relazioni interpersonali. Di conseguenza, siamo invitati a una conversione ecologica che non deve riguardare solo i settori macro dell'economia o della politica, ma anche gli aspetti micro della vita quotidiana, aspetti micro ma molto importanti come la giustizia, la fratellanza, l'affettività, la spiritualità. Riferimento salesiano. La natura dolce e aspra dei prati, dove da ragazzino faceva le capriole, rimase per sempre nell'anima di Don Bosco. Dovunque andava c'era una vite e non si accontentava di parlare della natura. Voleva che i suoi ragazzi conservassero il contatto con la natura. Inventò l'agriturismo, il trekking, le scuole all'aria aperta. Queste esperienze erano le celebri passeggiate lungo le colline del Monferrato e delle Langhe, in un clima di improvvisazione e di ottimismo. Don Bosco, inoltre, cercava di sviluppare nei suoi ragazzi il sentimento del bello, del naturale, dell'estetico e lo faceva con poetici ritratti della natura. Raccontava spesso che a sera tarda, giunto in camera, si fermava a contemplare gli spazi interminabili del firmamento. Fissava lo sguardo nella luna, contemplava la moltitudine degli astri e dopo una breve pausa continuava. L'universo
mi appariva un'opera così grande, così divina, che, non potendo reggere a tale bellezza, il mio unico scampo era correre sotto le lenzuola. I ragazzi ridevano e lui concludeva: solamente là sotto sentivo di non essere più così piccolo e misero. Testimonianze dal mondo salesiano. Salve, ci troviamo a Tor Annunziata, sono Rino Balzano e sono il coordinatore del locale centro dei Salesiani Cooperatori. Tor Annunziata si trova alle pendici del Vesuvio, direttamente sul golfo di Napoli. Purtroppo questo è un territorio molto inquinato. L'uomo negli anni lo ha violentato e ha riversato di tutto su questo territorio. Numerose sono le discariche che periodicamente sono rinvenute sul Vesuvio e il nostro litorale è sporco perché alla nostra periferia sfocia il fiume Sarno, uno dei fiumi più inquinati d'Europa, che svezza sul nostro mare materiale plastico e tutto ciò che le aziende versano illegalmente nel fiume. Anche per questo motivo, come Salesiani Cooperatori, mossi dall'amore per il creato ed in particolare per l'ecologia, ci siamo impegnati nell'ultimo periodo in azioni concrete di pulizia del nostro territorio insieme ad altri enti presenti. Operiamo costantemente per la pulizia dell'arenile, raccogliendo i rifiuti e tutto ciò che viene abbandonato sulla spiaggia pubblica, portandoli poi nella discarica. Affidamento a Maria. Accoglici sotto il tuo manto, o Madre, e rendici capace di vedere la bellezza di tuo Figlio nel creato. Tu, Donna dell'ascolto, rendici capaci di ascoltare il grido della terra, per provvedere alla cura del nostro mondo, della casa di tutti.